Cari amici vicini e lontani, 34esima puntata di Guarda che Stella. In questo numero parleremo di protezione civile, conosceremo quello che sta bollendo in pentola tra Rivignano e Teor e poi ci sposteremo, come si dice in questi casi, a teatro, ma un teatro particolare perché il mondo del volontariato c'è. E allora, come si dice in questi casi, allacciate le cinture, si parte, let's go! Elisa Zatti è tra i protagonisti di questa bellissima serata tra cultura, turismo e tante cose belle per far conoscere il mondo a 360 gradi, no? Esatto, questa sera ci sarà la seconda serata dedicata al viaggio, avremo una ragazza, Ani Bertoli, che parlerà del suo servizio civile internazionale. Abbiamo scelto una location diversa, infatti per motivi di caldo eccessivo siamo qui in auditorium sul palco, abbiamo reso l'ambiente e l'atmosfera molto suggestiva, infatti lei sarà seduta per terra su dei cuscini, ci saranno tutta l'oggettistica varia che lei ha reperito nel luogo per terra, ci saranno candele, un leggio, io infatti leggerò le sue memorie, i suoi diari, le sue mail, insomma una serata molto diversa. Possiamo dire la voce fuori campo in un certo senso. Esatto, sarò la voce fuori campo. Infatti mi prende un po' la sprovvista perché stiamo per iniziare, quindi sono anche un po' affannata, però insomma speriamo che l'affluenza sia buona come quella della volta precedente e speriamo insomma. Ecco, da giovane lupetto ti prometto che non farò il fuori onda. Speriamo, visto che mi hai già fregato una volta e non sei stato molto simpatico, stavolta non mi freghi più. Senti, cosa dobbiamo aggiungere ancora di questa bellissima serata? Aggiungiamo che questo non sarà l'ultimo incontro, quindi ci saranno altri appuntamenti a cui veramente sarebbe bello partecipasse in tanti. Sono belle serate, il riscontro è positivo, quindi vi aspettiamo veramente numerosi. Soprattutto va detto una biblioteca aperta a 360 gradi. Sì, noi siamo aperti a tutti i tipi di manifestazioni che hanno del culturale. Vogliamo dare lo spazio ai cittadini per esprimersi, per raccontarsi e siamo molto felici di vedere che c'è una risposta. Quindi non solo recensioni di libri, letture animate che sono delle cose comunque stupende, ma anche uno spazio per raccontare qualcosa che va oltre la semplice lettura, ma che ha proprio del culturale, della scoperta all'interno. Insomma, uniti nel cuore e uniti a 360 gradi. Uniti, sì, assolutamente. Come nasce questa serata? Ma questa serata nasce da un invito di Elisa Zatti, che fa parte della commissione biblioteca, a raccontare la mia esperienza in Perù. Ed è stato un anno di servizio civile e quindi mi ha fatto piacere poi anche raccontarlo, condividerlo, proprio perché le storie, siamo storie che ascoltiamo e storie che... Storie di vita, possiamo dire. Sì, storie di vita. Non sono i soliti reality, ma è qualcosa di vero. Sì, è qualcosa di vissuto sulla pelle. Ecco, tu hai vissuto in particolare l'America Latina. Sì, ho vissuto in America Latina, in Perù, a Lima. Pueblo Libre era il quartiere dove vivevo. Abbiamo sentito i suoni, ci hai fatto vedere un po' la vita che forse attraverso la televisione passa poco. Sì, tramite la televisione in realtà non passa assolutamente niente, quello che passa forse sono le notizie di qualche terremoto, però il Perù in questo momento attuale ha 179 conflitti sociali, tra cui 108 per problemi socioambientali. Il problema principale è la miniera e lo sfruttamento delle risorse naturali, soprattutto dell'acqua, e questi problemi in televisione non passano, non c'è interesse nel farli passare. Ecco, tu possiamo dire sei una sorta di freelance alternativa alla comunicazione, diciamo così, tra parentesi, di regime o quella che si vuol far passare. Ma io non penso di essere una freelance, più che altro una testimone forse. Ho avuto la fortuna e la possibilità di vedere coi miei occhi qual è la realtà che c'è dall'altra parte e che è la maggioranza poi del mondo, perché in fondo il Sud America, come l'Africa, come l'Asia, sono paesi in cui le situazioni di conflitto sociale sono più forti. Senti, che cosa ti ha lasciato questa esperienza? Ma soprattutto un modo diverso di vivere qui e di valorizzare un po' quello che ho, il fatto di avere l'acqua nel rubinetto a tutte le ore del giorno e della notte non lo do per scontato, il fatto di avere una sanità che è quasi pubblica, perché non so quanto sia pubblica ormai, però di avere la sicurezza di poter andare in un ospedale, di essere accolta, lo sto valorizzando il fatto di aver potuto arrivare all'università, cosa che questo non è possibile, il diritto all'istruzione gratuita non è rispettato in tutto il mondo. Senti, la tua passione, diciamo, questo viaggio non nasce per caso?
No, questo viaggio nasce dalla curiosità, io credo, è la curiosità di conoscere, di andare oltre quello che mi viene raccontato dai mass media, dai libri anche, proprio voler vedere coi miei occhi. Possiamo dire, sei quella che ha messo, come si dice, la testa oltre il televisore? Sì, mi piacerebbe pensarmi così, il televisore in realtà l'ho proprio spento, è da parecchi anni che non lo guardo e io penso che forse se spegnessimo i televisori e iniziassimo a scoprire noi le cose, forse riusciremo anche a vivere in un mondo un po' più d'amore e sereno. Senti, un consiglio da dare ai tuoi coetanei? Viaggiate, però non viaggiate con agenzie di viaggio e soprattutto non viaggiate nei luoghi turistici, andate a vedere la realtà. Grazie e complimenti. Grazie a lei, arrivederci. Assessore Meret, siamo all'interno del magazzino comunale della Protezione Civile di Rivignano e Teor per presentare questa nuova attrezzatura importante. Perché? Perché è unica a livello regionale, ce l'hanno una simile o quasi simile solo i Vigili del Fuoco. Ecco, questa è una pompa, diciamolo subito. Sì, è una pompa idrovora. E poi il coordinatore del gruppo comunale di Rivignano, perché non è ancora Rivignano Teor, anche se noi lavoriamo già insieme, spiegherà tutti i dati tecnici perché è la persona più preparata. Avete già avuto occasione di usarla a livello pratico o solo teorico? Diciamo così in prova, per capirsi. No, adesso è in allestimento, ci stanno lavorando già da un anno, diversi volontari e poi certe parti sono state fatte anche fuori e noi speriamo di riuscire a finirla fra qualche mese. Ecco, questo comunque diciamo non è un pezzo unico ma è un assemblaggio di più pezzi. Sì, un assemblaggio di più pezzi. Senta, vuole approfittare della telecamera accesa per invitare altra gente a partecipare all'iniziativa della Protezione Civile? Beh, noi facciamo già delle iniziative di coinvolgimento. Ogni anno durante la Fiera dei Santi abbiamo uno stand dove presentiamo i nostri mezzi e cerchiamo di fare delle iscrizioni. Quest'anno abbiamo avuto 5 nuovi iscritti per il Comune di Rivignano e si uniranno a fine anno tutti i ragazzi di Teor. Comunque tutti quelli che vogliono partecipare possono venire, anche perché, come dice il nostro slogan, la protezione civile siamo tutti noi. Allora, coordinatore Gianpietro Pontisso, un grande lavoro per dare soprattutto un servizio a 360 gradi, 24 su 24. Sì, nel limite del possibile anche delle nostre capacità. Comunque diciamo che il volontario è sempre disponibile e noi abbiamo qualcosa in più da poter offrire, perché con questo mezzo, che è molto più versatile di altri mezzi simili, riusciremo a avere un servizio in più, ecco, a disposizione della Regione. Ecco, questo mezzo, abbiamo detto, funziona con un motore a diesel. Sì, un motore turbo diesel a 100 cavalli circa. È stato abbinato una pompa di portata di 300 litri al secondo, perciò sono circa 18.000 litri al minuto. Il tutto è stato allestito sopra un carrello, 2 assi per un facile trasporto, che però è munito anche di impianto idraulico per poterlo sollevare e adattare alle varie pendenze del terreno, insomma. Quante persone fanno parte della sua squadra? Circa una ventina. Ecco, in ventina vedo anche rappresentanti del gentil sesso. Sì, di cui 2 ragazze, speriamo. Questo è un buon viatico. Sì, sì. E comunque la caratteristica del nostro gruppo è che siamo tutti giovanissimi, ecco. Soprattutto affiatati, mi permette. Sì, sì. Da noi non ci sono gradi o che, quando si lavora tutti insieme, tutti nella stessa maniera, tutti nello stesso modo. Posso chiederle quanti anni di servizio alle spalle? Io non tanti, ne ho 11. Insomma, non sono neanche pochi. Beh, c'è qualcuno che ha anche molti di più, insomma. Qual è stata l'emergenza più difficile che è capitato di affrontare? Le emergenze non è che ce ne siano più difficili o meno, ogni emergenza ha la sua caratteristica, le sue difficoltà, le sue peculiarità, insomma. Ogni emergenza va affrontata in un modo diverso, anche se può essere simile. Alberto Bertoli è uno dei componenti di questa importante squadra di protezione civile qui a Rivignano. Qual è ad esempio la sua mansione? Alla fine sono caposquadra all'interno del gruppo insieme a un altro caposquadra.
Ovviamente quando succede un'emergenza si coordina la squadra che porti fuori, che normalmente è composta dal caposquadra e altre 4-5 persone a esigenza dell'intervento da fare. Voi siete, diciamocelo chiaro, sempre operativi 024 comunque in qualsiasi momento. Dovrebbe essere così. Ma cosa vuol dire fare ad esempio il volontario della protezione civile? E dare la propria disponibilità per le altre persone, per chi ha bisogno. E lei è uno di quelli che, diciamo così, c'è il cosiddetto richiamo dalla foresta, usiamo questo termine. Diciamo di sì. E adesso cosa farà di bello? Adesso alla fin fine andremo avanti con la nostra idrovora per cercarla di ultimare. Prima delle grandi stagioni. Esatto. E secondo lei funzionerà? Ma certo che sì. Perché siete voi dietro, no? Beh, chiaro. Tu sei una delle rappresentanti giovanili a livello femminile di questa squadra di protezione civile. Ti sei subito trovata bene, ho sentito dire. Sì, certo, a Rivignano. Cosa fai di bello all'interno della protezione civile? Cerco di aiutare. Quanti anni hai? 17. Ecco, sei giovane e sei già qua che ti impegni, insomma, per l'aiuto della tua comunità. Sì, mi piace. Hai già avuto qualche esperienza fuori Rivignano oppure ti sei, diciamo, fino adesso limitato al territorio? No, è la prima volta. Proprio sei al debutto, diciamo. Sì. Il ballo delle debuttanti. Senti, perché hai voluto iscriverti così, fare la volontaria della protezione civile? Perché mi è sempre piaciuto aiutare le persone, poi già da piccola avevo visto mio padre che era dentro la protezione civile, quindi mi aveva appassionato. Approfitta della telecamera per lanciare uno slogan ai tuoi coetanei. No, perché tutti si lamentano, si dice non si fa più il militare. Io ai miei tempi il militare l'ho fatto, però adesso purtroppo non si fa. Ma insomma, un'alternativa per imparare qualcosa, no? Non saprei. Beh, insomma, tu però lo stai facendo. Sì, certo. Ecco, è anche un momento, un'esperienza di vita la tua, no? In questo momento. Sì, ma dipende dal carattere, se si vuole davvero aiutare le persone nel modo giusto. E tu sei una di quelle? Sì. E ti vedo molto convinta e forte, tra l'altro c'è anche la piastrina. Sì. Bene, complimenti e auguri. Grazie. Vi abbiamo citato nell'intervista con l'assessore Meret, abbiamo il caposquadra di Teor, insomma comunque aveva detto che è un'operazione questa da tanto tempo che funziona con Rivignano, no? Esattamente, la collaborazione con la squadra di Rivignano è già in piedi da circa un anno, sia per quanto riguarda le attività di esercitazioni, sia per quanto riguarda le emergenze. Adesso diventerà concreta al 100% alla fine anno con la fusione tra i due comuni e le due squadre, che diventerà ufficialmente una squadra unica. Ecco, ad esempio a Teor quante persone collaborano con te? Circa una decina. Sono tutti giovani? Sì. Ci sono anche donne, ragazze? Sì, c'è con due componenti che è marito e moglie. Che sono sempre impegnati 024? Sì, più o meno sì, dai. Senti, cosa vuol dire fare l'operatore della protezione civile nel 2013? Significa rendersi a disposizione prima di tutto della Regione Friuli Venezia Giulia e in secondo luogo delle persone che hanno bisogno in caso di necessità, sia in casi di collaborazione semplice che comunque in caso di emergenza o calamità naturali. Ecco, si parla tanto di servizio civile, potrebbe essere un'alternativa per un giovane di 18 anni che, diciamo così, non presterà il servizio militare, invece fare un anno ad esempio in protezione civile, lo consigli? Certo, lo consiglio anche perché noi siamo sempre sottoposti comunque a dei corsi e voglio ribadire che molta gente non ci crede, noi non riceviamo uno stipendio ma siamo volontari al 100% in ogni attività che noi facciamo. E lo consiglio vivamente a tutte le persone, a tutti i giovani di entrare in questo mondo, anche perché spaziamo in tutti i campi, sia dal soccorso fluviale all'uso di motoseghe, all'uso di motopompe e qualsiasi altra attrezzatura. La 34esima puntata è andata a ponente e come si dice in questi casi, grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima!